Allora, il problema dei parcheggi nell'azienda sociosanitaria della Sette Laghi è un problema annoso che si ripercuote nel tempo. Già nel 2014 avevamo sottolineato che tutte le aziende del circondario danno il parcheggio gratuito, mentre la SST Sette Laghi, con l'avvento della dottoressa Colombo, ha deciso di far pagare i parcheggi a parte dei dipendenti. D'altro canto non tutti i dipendenti della SST hanno lo stesso trattamento, perché alcuni non pagano, alcuni pagano 15 euro e qui al Ponte si prevede un pagamento di 55 euro senza la certezza di avere poi il posto riservato. Questo è un problema che non è solo legato ai diritti dei lavoratori, ma è un problema di carattere sociale, che investe il pubblico, perché i lavoratori che vengono qua vengono per garantire un servizio pubblico. Non trovando parcheggio, cercando parcheggio in giro, non possono o danno il cambio in ritardo alle persone che lavorano all'interno del parcheggio. Abbiamo avuto dei colloqui sia con l'amministrazione comunale che con la SST e abbiamo chiesto di trovare una soluzione in tempi brevi, perché a oggi il problema è un po' calmierato dal fatto che fino al 31/12 i parcheggi in strisce blu sono gratuiti, ma dal 1° di gennaio il problema potrebbe diventare esplosivo. Quindi chiediamo un incontro urgente e risolutore per questo tipo di problematica, dei posti riservati all'interno del multipiano agli stessi costi che pagano i colleghi che lavorano all'ospedale del Circolo.